Una cosa curiosa che non ti ho detto poco fa, se hai qualche portafortuna. Sì. Ah. Questo è un regalo che ho ricevuto da un mio allievo, che si chiama Alessandro. Non so se si vede. Wonder Woman? Sì. Ok. Che però vedi c'è Lazo. Certo. Fa la domesticatrice Di Minecraft. di Axolot. Questo è un Axolot, Axolot. sì, L'hai mai sì, vista questa certo. creatura? È un po' pixellata in questo caso. Dietro c'è anche la dedica. Un piccolo simbolo per una grande guida. Questa è la dedica del mio allievo Alessandro, a cui voglio un gran bene. E l'Axolot è il mio animale totem, portafortuna. Io sono piena di Axolot in casa, lui lo sa, per quello mi ha regalato questa È un animale adesivo. molto strano. Sì, è un animale molto particolare, a parte Sì. il fatto che è adorabile, perché sembra sempre che sorrida, poi ha queste branchiette fuffolose, è meraviglioso, ma ha un superpotere di rigenerarsi. Infatti gli Se lo scienziati tagli. sì, gli si rigenerano gli arti, quindi è sotto osservazione, quindi lo stanno studiando per capire qual è il suo superpotere per autorigenerarsi, quindi immagina le svolte che ci potrebbero essere applicate Bellissimo. nell'ambito umano. Quindi per me l'Axolot è simbolo di rinascita, di rigenerazione, quindi di cambiamento e di Ok. reinventarsi.